Tutti infatti siamo abituati a prendere l'aereo per spostarci come mezzo di trasporto, come se fosse un autobus, ormai è una cosa tranquilla, ormai è una cosa assodata, l'aereo è sicuro. Ma perché una ragazza di 28 anni deve passare la domenica legata in cima all'ala di un biplano? Sergio le ha passate facendo capriole nel cielo. È istruttore di volo di tutte le categorie possibili ed è anche un valentissimo tecnico, essendo responsabile delle officine di manutenzione dell'aeroporto di Milano. La prima gara vinta risale al 1975, 35 anni fa. Da allora Sergio Galan è stato 24 volte campione italiano di acrobazia, ha vinto 4 medaglie di bronzo ai campionati internazionali e ha stato 8 volte campione della categoria libero integrale. Il suo record personale, che è da Guinness dei primati riconosciuto, è di 46 giri di vice pianta rovescia, ma in realtà è stato capace di una performance molto superiore, una performance che purtroppo non è stata omologata perché non erano presenti i giudici della Federazione Aeronautica Internazionale, e questo record è strabiliante: 72 giri di vite piatta rovescia, partendo dalla quota di 4 milioni.
dammi la mano.